Allora, eccoci qua, tornati in studio per questa parte della puntata di TV7 Mecerman che dedichiamo alla legge sull'autonomia differenziata, perché qualche giorno fa è arrivata, dopo 2 giorni di Camera di Consiglio, è arrivata la decisione, la sentenza dell'Alta Corte, della Corte Costituzionale sulla legge Calderoli. E la cosa interessante è che praticamente, ricordiamo, abbiamo votato 7 anni fa per il referendum e oggi ci ritroviamo con la Corte Costituzionale che giudica non legittimi 7 punti della legge che devono essere riscritti. Bisogna distinguere i due fatti. Uno è stato il referendum, che è stato concesso peraltro, e quindi abbiamo fatto, una buona parte degli italiani è andata a votare, una maggioranza, e soprattutto nel Veneto, e quindi parliamo di 80%, e quindi diciamo la volontà del popolo è stata espressa. Adesso ci troviamo di fronte alla legge. La legge non c'era quando c'è stato il referendum, quindi il referendum è ancora valido. Quello che non è valida è la legge, perché la Corte Costituzionale dice non rispetta tutti i dogmi della Costituzione, e su questo naturalmente è il dibattito di oggi. Cosa vuol dire? Vuol dire che il governo ha fatto una legge che va contro quelli che sono la tutela dei diritti di tutti i cittadini. Allora, questa legge sicuramente tutela e va a favore di un certo gruppo di persone, ma evidentemente in qualche maniera viene interpretata dall'altra parte. C'è anche il sospetto che forse questa soluzione, questo divieto, questo blocco in 7 punti sia un po' pesantino, cioè si poteva dare un consiglio, si poteva vedere un aspetto positivo di questa legge oppure no. Ma al di là di questo, come è stata costruita la legge, perché noi vogliamo l'autonomia, ma come la facciamo questa autonomia? Ma il concetto di autonomia rimane, perché abbiamo un'Italia che non può essere governata solo da Roma, e l'abbiamo visto. Adesso non vorrei ripetere dei detti dell'epoca, Roma ladrona o cose di questo genere, ma ne abbiamo avuto contezza con il Mose. Il Mose è partito come grande opera, è finito con un fallimento, anche se qualcuno oggi vorrebbe proporlo come opera eccezionale a livello mondiale, invece è una schifezza, perché comunque Piazza San Marco va sempre sotto acqua, di conseguenza non so cosa serve al Mose, servirà a salvare Padova forse, ma Venezia fino adesso non l'ha. Peraltro ricordiamo, ancora una volta, repetita Juvent, che ogni alzata del Mose sono 200.000 euro, quindi sono 85-90 persone che vanno per gestire questa cosa, e il Mose non è ancora finito, perché le paratoie vengono sollevate, praticamente comandate a mano, invece doveva essere un computer che si attivava automaticamente e quindi faceva tutta una serie di cose. Ci sono delle situazioni. La manutenzione delle paratoie ancora non c'è, e invece ci dovrebbe essere, quindi erano sostituite, perché naturalmente con l'acqua salata si rovinano, eccetera. Quindi è meglio che certe opere vengano gestite a livello regionale. E allora chi prende quella decisione deve anche rispondere, è come i sindaci, perché sono, diciamo, la politica più onesta che abbiamo, perché quando escono la mattina di casa si trovano di fronte ai cittadini, non è che i cittadini immaginano che questo sta a Roma a fare chissà che cosa, e quindi la presenza diretta del cittadino nel fatto e la responsabilità del politico sul fatto e sul luogo è fondamentale, perché le cose possano funzionare. C'è un dialogo ed eventualmente un alterco tra cittadini e politica, e il politico risponde, deve rispondere, non può superare, perché ci sono i giornali, perché ci sono tante cose, perché c'è anche l'opposizione che ha la sua funzione di rompere le scatole, ma anche di puntare il dito là dove non funziona. In questo senso di autonomia abbiamo 2 dotti, diciamo, autonomisti, anche se uno, diciamo, invece è un indipendentista, ma ci aiuterà a capire l'autonomia lo stesso, che è Alessio Morosini certamente, e Daniele Trabucco, che è in diretta con noi.
un costituzionalista, avvocato Alessio Morosini, Indipendenza Veneta, da tanti anni esponente appunto indipendentista del Veneto, e il professor Daniele Trabucco, che salutiamo in collegamento, costituzionalista. Grazie a voi per essere qui, per affrontare un po' questo tema, Ermanno, giustamente, che ha sollevato, come dire, non pochi malumori, diciamo, questa sentenza. C'eravamo illusi che le cose sarebbero andate comunque a buon fine in tempi rapidi, perché sono passati diversi anni dal primo, diciamo, dal giubileo dell'autonomia. Adesso si rimette in discussione tutto. Cosa vuol dire? Bisogna rifare la legge. E bisogna rifare la legge che rispetti queste determinate situazioni. Ma io lascerei l'interpretazione a Alessio Morosini per primo, prego. Beh, grazie innanzitutto, e speriamo di essere succinti come ci è stato chiesto. In realtà il tema è molto ampio ed è un tema che spazia dalle valutazioni di natura costituzionale alle valutazioni prettamente politiche, è evidente. Per meglio capire quello che voglio dire, farei una premessa. La Corte Costituzionale è una magistratura che con la magistratura della Presidenza della Repubblica costituiscono due organi di chiusura politica dell'ordinamento, quindi hanno una funzione, diciamo, di completamento dell'ordinamento. Però se questi due organi, che dovrebbero essere terzi imparziali, perché al di sopra della Corte c'è soltanto Dio, non è impugnabile quello che dice la Corte, io pretendo come cittadino che la Corte non sia contaminata da vicinanze o da appartenenze politiche. Questa premessa per me è fondamentale e temo, ahimè, che questa sentenza non ce l'abbiamo ancora, diciamo una cosa. Sì. Non c'è ancora la sentenza, abbiamo in mano un comunicato, peraltro un comunicato lungo di 3 facciate, cosa rara, di solito al massimo una facciata e mezza, è un comunicato che annuncia di una sentenza che è stata decisa, di una scelta, di una decisione assunta dalla Corte in tempi brevissimi, e anche questo è inusuale, ma è importante saperlo. Per esempio, quando sono state impugnate le 2 leggi del Veneto, la 15 e 16 del 2014, per i 2 referendum sull'indipendenza e sull'autonomia differenziata, fu impugnata, era di giugno 2013, fu impugnata ad agosto e si andò in Corte Costituzionale il 28 aprile 2015. Questa qui dopo 2 mesi l'hanno già decisa. Mi viene il dubbio, lo pongo, perché i telespettatori amano capire, io vedo che quando si fanno queste considerazioni le apprezzano, poi certo. Il professor Trabucco ce le dirà. E non è che per caso abbiamo 4 giudici di nomina parlamentare che sono in scadenza adesso. Una è già scaduta l'anno scorso e 3 scadono proprio il 15 dicembre. Giovedì, quindi ieri, il Parlamento si è riunito in seduta comune per eleggere questi 4 giudici di sua competenza. Apro un'altra parentesi. I giudici della Corte Costituzionale sono 15. 5 di nomina parlamentare, 5 di nomina del Presidente della Repubblica e 5 di nomina della magistratura ordinaria e contabile. Ovviamente questi giudici non ci sono delle regole per nominarli, se non personalità del mondo accademico, del mondo dell'avvocatura con almeno 20 anni di esperienza, insomma figure autorevoli, note e soprattutto terze indipendenti. Questi che sono in scadenza, e io mi comprometto, magari il professor Trabucco forse è più attento di me, ma io voglio farlo, nel rispetto ovviamente, però la verità non ha timore di essere rivelata. Il Presidente della Corte Costituzionale, professor Barbera, in scadenza il 15 dicembre, è di appartenenza politica. È del PD, ha fatto 5 legislature per il Partito Democratico. I 4 che aveva, che loro praticamente, anticipo, la decisione della Corte è connotata politicamente perché evidentemente con la nomina di 4 giudici parlamentari, di una maggioranza parlamentare che evidentemente non è in sintonia con gli uscenti, perché questi nomineranno 4 giudici, magari ne daranno 1 alla sinistra, ma 3 si nomineranno loro, più vicini a loro, abbiamo ancora una volta una lottizzazione perfino, ai noi, sono veramente triste, anche della Corte Costituzionale.
E la Corte stessa, facendo questa scelta di anticipare la decisione, sapendo che 3 di loro, uno è già andato, andavano in pensione, ha evidentemente fatto un qualcosa che si connota politicamente. Potevano rinviarla, trattarla come tutte le altre con dei tempi più adeguati, diciamo. Va bene, ma questa è, diciamo, È la premessa fondamentale. È una premessa di quello che appunto adesso io ti chiedo. Ma questa legge, come è stata fatta, era applicabile e non poteva, perché naturalmente l'opposizione ha fatto il suo mestiere, l'opposizione si è opposta e ha chiesto un referendum. In questa maniera, diciamo, hanno dato un colpo alla botte e un colpo al cerchio. Un'altra premessa. Prego. Un'altra premessa. Allora, questa legge porta il nome di un ministro, Calderoli, la legge 86-2014. Quando l'ha presentata, Calderoli disse che gli venivano i brividi, l'ho detto anche qui a Memento, no? Io infatti la chiamai il brividellum. Perché gli venivano i brividi? Perché motivò il ministro: questa legge non servirebbe, in quanto il 116 terzo comma, che regola, prevede l'autonomia differenziata, dice che praticamente non è necessaria una legge diciamo procedurale, perché in forza dell'iniziativa di una regione che si mette in rapporto col governo può nascere un'intesa che poi viene portata in Parlamento e il Parlamento la deve votare, quella intesa con una legge, a maggioranza qualificata della metà più uno, non una maggioranza semplice, una maggioranza qualificata. La legge procedurale e che delineava i principi appunto per arrivare alle intese non serviva e il ministro ha detto che gli venivano i brividi. E allora perché l'ha fatta? L'ha fatta perché nel compromesso parlamentare serviva a dare spazio a una opposizione che era contraria. Apriamo un'altra piccola parentesi. L'opposizione che era contraria è quella che ha scritto nel 2001 la modifica del titolo quinto della Costituzione che prevede l'autonomia differenziata. Certo. Però nel tempo si sono ricreduti. Addirittura adesso si capisce che qualcuno, dopo la sentenza, ed è una nota gravissima questa, dopo la sentenza hanno detto adesso abbiamo come bloccato questa legge pessima, ed è vero che è pessima, no, però almeno era una speranza, e quindi sarà opportuno studiare una iniziativa per modificare nuovamente il titolo quinto della Costituzione che noi della sinistra abbiamo modificato nel 2001 e quindi eliminare questa brutta roba che ha consentito di fare la pessima esperienza della legge Calderoli. L'autonomia l'hanno ingabbiata, professore. L'autonomia non la vuole più nessuno a Roma. Certo. Posso usare un'espressione... Soprattutto i partiti di destra. Un'espressione che non ho usato io, ma che ha usato il professor come si chiama? Bertolissi. Commentando l'altro giorno, ha citato Piero Gobetti. Dice: a Roma hanno ritenuto di abolire il brigantaggio portando il brigantaggio a Roma. No. Penso che posso fare silenzio dopo una frase così grave. Certo. Siamo al brigantaggio politico e costituzionale. Qui nessuno vuol dare quello. Attenzione, io ho qui il comunicato e me lo sono studiato come sempre e sono qui che avidamente aspetto di leggere la sentenza e il professor Trabucco poi ci insegnerà e troveremo un sacco di cose. Ma io leggendo il comunicato, la prima pagina è dedicata alle ragioni che hanno portato l'autorevole Corte a individuare 7 elementi di incostituzionalità e hanno individuato 5 punti per l'interpretazione costituzionalmente orientata. Sono degli avvertimenti ai naviganti, vabbè, da pazzi, vabbè, comunque non importa. E questa parte, la prima parte, professore, non accenna all'unità della Repubblica, ed ho finito però un punto fondamentale che voglio sottolineare, ma non accenna che l'unità della Repubblica prevista dalla prima parte dell'articolo 5 della Costituzione è seguita da una parte che tratta dell'autonomia e del decentramento, e l'articolo 5 che dice che la Repubblica attua i principi, cioè fa tutta una serie, riconosce, anzi usa questi verbi, riconosce, promuove e favorisce l'autonomia e il decentramento. E poi dice una cosa che secondo me, anche come giurista, è un valore enorme, dice: adegua i principi e i metodi della sua legislazione, la Repubblica, alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Devo ripeterla:
adegua i principi e i metodi della sua legislazione, la Repubblica, alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Di questo la solenne Corte Costituzionale non ha fatto nessun accenno. È una sentenza volgarmente politica, vergognosamente di parte, che ha imbrigliato, tra l'altro ha messo in difficoltà sia quelli che erano a favore dell'autonomia, sia quelli che erano contro. Ma forse tutti e due non volevano l'autonomia. E tutti e due hanno goduto, in qualche modo. E dopo lo spiegherò magari per non perché abusare. Tutti ne parlano, ma nessuno la vuole. Esatto. Allora forse, facendo un passetto indietro, chi ha fatto questa legge l'ha fatta proprio per questo e l'ha fatta così l'autonomia non l'avremo. Ce l'hanno data, e poi con una mano e con l'altra ce la tolgono. Prego, Daniele Trabucco, un'interpretazione, diciamo, costituzionale su questa formulazione della legge. Si poteva fare una legge un po' migliore, cioè si potevano evitare certi inciampi anche se sono stati poi diciamo interpretati in maniera forzata. Prego. Sì, intanto buonasera a tutti, grazie di cuore per l'invito, un saluto agli amici che sono in studio. Allora, prendendo spunto dalla domanda di Ermanno e da quanto ha detto Alessio, mi consentirete 5 brevissime riflessioni per poi dare spazio al confronto. Primo, sulla Corte Costituzionale, lo ha detto bene Alessio prima nel suo intervento. Aggiungo una cosa. Un grande costituzionalista, Baldassarre, diceva la Corte Costituzionale altro non è che un potere costituente in seduta permanente. Noi lo abbiamo visto con la legge Calderoli, lo vediamo con la moltiplicazione di diritti civili. Insomma, di solito una domanda che aveva fatto un professore di diritto costituzionale: quanti sono i rami del Parlamento? Uno studente rispose 2, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Il professore andò a correggerlo, disse no, sono 3 perché il terzo ramo è la Corte Costituzionale. Quindi a riprova davvero sulla politicizzazione della Corte. Le cose in Italia hanno funzionato bene fino al 1956, perché la Corte Costituzionale, pur essendo prevista dal testo fondamentale del 48, è diventata operativa nel 56. Fino al 56 c'era un controllo diffuso di costituzionalità, quindi da parte dei singoli giudici che su queste cose erano molto meno politicizzati e molto più sensibili. Io personalmente, alla luce dell'evoluzione che ha avuto la Corte Costituzionale, sono per un ritorno al sindacato diffuso, cioè un controllo dei singoli giudici, un po' come avviene entro certi limiti nel modello federale americano. Quindi su questo primo punto, sulla Corte Costituzionale, mi trovo assolutamente allineato. L'autonomia, voi avete detto giustamente, l'autonomia non la vuole più nessuno. Credo anch'io che all'interno delle forze politiche che sostengono il governo Meloni, cioè all'interno della maggioranza parlamentare di centrodestra, al di là della Lega, né Forza Italia né il partito di maggioranza relativa, appunto Fratelli d'Italia, sia a favore dell'autonomia. È stata approvata la legge 86 del 2004, la legge Calderoli, come voto di scambio per avere il via libera sull'altra riforma costituzionale in cantiere, che è il cosiddetto, chiamiamolo premierato, anche se poi non è un premierato. Quindi è stato praticamente un voto di scambio. Fratelli d'Italia, Forza Italia hanno un importante bacino nell'Italia meridionale e certamente la legge Calderoli da questo punto di vista è una legge politicamente impopolare sotto ogni punto di vista. Ora, il problema è che noi oggi, quando ragioniamo di autonomia, corriamo il rischio di ragionarne, almeno a me pare, leggendo un po' così il dibattito nella nostra regione, nella regione del Veneto, in termini meramente quantitativi. Le materie, le 23 materie, le 10 materie, le 22 materie. Ma io vorrei ricordare che l'autonomia è prima di tutto una questione culturale, una questione antropologica, è la cultura dell'autogoverno responsabile. Implica l'esercizio di competenze ben precise, ben determinate, che implicano una responsabilità diretta nei confronti della propria comunità, nei confronti del proprio elettorato. Prima si faceva riferimento del sindaco, no, che esce di casa e viene applaudito, viene criticato dai propri cittadini in quanto è l'organo monocratico dell'amministrazione comunale, che è un'amministrazione di prossimità e quindi in qualche modo facilmente controllabile sotto il profilo del rapporto con la comunità di riferimento.
Il problema è che l'autonomia, così come è stata concepita, così come è stata declinata anche all'interno della Costituzione, è vista, secondo me, da un punto di vista meramente quantitativo. E poi ha ragione Alessio quando cita l'articolo 5, e cioè sul riconoscimento. I verbi, la parola è potente dominatrice, diceva Gorgiano, un grande sofista greco, cioè le parole hanno un significato ben preciso. Il riconoscere vuol dire prendere atto che l'autonomia è una condizione ontologica strutturale dell'ente che preesiste a qualunque statuizione positiva, cioè a qualunque riconoscimento da parte della Costituzione o di un'altra fonte di produzione del diritto. Noi oggi invece l'autonomia, per come è stata declinata nella Costituzione, prima della riforma del titolo quinto e poi dopo il titolo quinto con l'articolo 116 terzo comma, è un'autonomia sottoposta a un regime di concessione, è un qualcosa che viene dato, è sottoposta a condizione, con tutta una serie di problematiche legate all'iter complesso, legate anche a tutto il problema della definizione delle materie. E quindi è davvero riconosciuta? Secondo me non è riconosciuta a parole, ma nei fatti, cioè nel modo con cui questa è declinata nel testo costituzionale, è un qualcosa di dato, è un qualcosa di concesso ed è un qualcosa che può essere, sia pure entro certi limiti e con determinate procedure, essere messo in discussione. Quarto punto, ma davvero l'articolo 116 terzo comma della Costituzione che consente alle 15 regioni ordinarie, quindi alle regioni ad ordinamento comune, di ottenere forme e condizioni particolari di autonomia. Questa norma prima del 2001 non c'era, è stata introdotta con la riforma del 2001. Ma davvero l'articolo 116 dà autonomia? Ora, prima scherzando con l'Anessio in pubblicità, dicevamo no, sappiamo come la pensiamo. Io sono assolutamente un autonomista convinto, ma non sono convinto che il 116 sia un mezzo congruo rispetto al fine. Cioè l'articolo 116, introdotto nel testo costituzionale italiano a partire dal 2001, ma dà veramente l'autonomia? Poi ne parleremo. Io credo proprio di no, perché purtroppo su quelle 23 materie che dovrebbero essere conferite alle regioni ci sono i criteri elaborati dalla Corte Costituzionale, c'è un'ipoteca che la Corte Costituzionale pone e che stabilisce che dentro certe materie, certi ambiti non potranno mai essere trasferiti, quindi non ci sarà nessun trasferimento di 23 materie. Mettiamocela in pace de iure condito, cioè sulla base di questo sistema costituzionale vigente. La Corte Costituzionale in quel comunicato, siamo anche noi in attesa di leggere le argomentazioni della Corte, domani la mia università organizzerà proprio un convegno sul regionalismo differenziato, quindi siamo davvero curiosi di conoscere i punti in diritto della Corte. Parla chiaramente di specifiche funzioni, quindi scordiamoci la retorica delle 23 materie, verranno conferiti alle regioni ordinarie, se l'iter si dovesse concludere, frammenti di competenze legislative e amministrative. Certo. L'ultimo punto e Prego. Chiudo. Ma serviva davvero l'attuazione dell'articolo 116? Alessio diceva prima, è stata una scelta politica. Il ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, del gruppo parlamentare Lega Salvini Premier, ha detto di sì. Ma c'è tutta una corrente dottrinale, penso agli studi di Omar Chessa, eccetera, che dicevano, attenzione, guardate che l'articolo 116, comma terzo, non pone un problema di attuazione, pone un problema di interpretazione. Sono due livelli diversi, anche perché, anche ammesso che ci voglia l'attuazione, per me l'attuazione era necessaria per stabilire determinati momenti, ma questa attuazione, la legge Calderoli ha alterato, ha addirittura burocratizzato eccessivamente l'iter per l'autonomia, lo schema della preintesa, poi l'intesa definitiva, il parere della conferenza unificata, lo schema di intesa che deve essere inviato alle Camere, le quali devono esprimere un atto di indirizzo, il Presidente del Consiglio dei Ministri che può dalla negoziazione escludere certe materie. E in questo caso si prevede un potere in capo all'organo monocratico del governo di cui non c'è alcun fondamento nel testo costituzionale, cioè gli si attribuisce un potere ultroneo discutibile sotto il profilo costituzionale. E chiudo. La sentenza della Corte, ripeto, abbiamo il comunicato stampa molto lungo, non abbiamo ancora le argomentazioni, si articola in 3 punti.
non è stata dichiarata l'illegittimità totale della legge. Molte disposizioni normative non sono state toccate, rimangono in vigore, anche perché la Corte si pronuncia sulla base di quello che le viene chiesto. Esiste il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Io ti chiedo A e tu ti devi pronunciare su quello che io ti chiedo, non su qualcosa che è oltre. Qui sarebbe stato interessante impugnare altre disposizioni normative e vedere cosa avrebbe detto la Corte. Quindi abbiamo norme che sono rimaste in piedi, le norme toccate dalla illegittimità costituzionale, quindi è una illegittimità parziale, i famosi 7 punti, e norme su cui la Corte dà un'interpretazione costituzionalmente orientata. Vi lascio immaginare a voi in studio e agli amici che ci seguono su TV7 Triveneta il caos che tutto questo comporta sul piano interpretativo. Vi lascio immaginare che cosa succederà quando saranno pubblicate le varie argomentazioni della Corte, come i costituzionalisti e non solo andranno a sbizzarrirsi. Allora, io semplificherei un attimo una cosa, che vista la complicazione di questi 7 punti e quelli che lei ha espresso in questo momento, Trabucco, qualsiasi legge che interpreti in qualche maniera una autonomia sarà bocciata. Difficilmente riusciremo a fare qualcosa che funziona e che funzioni bene, ma noi dell'autonomia, ripeto, ne abbiamo bisogno, perché non possiamo far gestire il Veneto da Roma. Il Veneto deve essere autogestito in tutte le sue parti, perché è una regione particolarmente, diciamo, non solo ha una propria storia e un proprio, diciamo, diritto conclamato e vissuto, ma ha anche una capacità produttiva che va aiutata, va, diciamo, protetta, va integrata, va aumentata. Ma questo non è la politica nazionale non è sensibile nelle varie regioni. I problemi che hanno la Liguria non sono quelli del Veneto, non sono quelli della Lombardia, non sono quelli della Sicilia. Per cui l'autonomia vuol dire la capacità di risolvere i propri problemi con le risorse, naturalmente, che peraltro il Veneto dà, ma dà anche a favore di altre regioni, perché noi paghiamo più tasse di quelli che sono i contributi che ci tornano indietro. Ma a questo punto partiamo con il contributo legge autonomia, così ancora non va. L'autonomia differenziata è un principio che rispetta la Costituzione italiana, ma non nel modo in cui è stata formulata nel disegno di legge Calderoli, e questo è il succo della decisione presa dalla Corte Costituzionale sui ricorsi presentati dalle regioni Toscana, Puglia, Sardegna e Campania contro la riforma che è stata ed è la bandiera della Lega. Sono bastati 2 giorni di Camera di Consiglio ai giudici dell'Alta Corte per formulare la loro decisione. L'intera sentenza verrà pubblicata nelle prossime settimane, ma il dispositivo diramato ne spiega già i punti fermi. La Corte ha accolto solo parzialmente i ricorsi delle 4 regioni a guida centro-sinistra, bollando come infondata la questione di costituzionalità dell'intera legge. Questo significa che l'autonomia differenziata non è incostituzionale in tutto per tutto e che la legge approvata l'estate scorsa dal Parlamento quindi resta in piedi. I giudici però hanno rilevato 7 punti di incostituzionalità tra gli 11 articoli del provvedimento, il che significa che pur rimanendo in piedi, così com'è scritta la legge, è zoppa e soprattutto inapplicabile. 7 disposizioni non da poco quelle evidenziate. In estrema sintesi, la Corte fa saltare la distinzione tra materie LEP, cioè legate alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi da erogare in tutto il territorio nazionale in maniera uniforme, e materie non LEP, indicando che si possono trasferire solo singole funzioni e non intere competenze. Per farlo però serviranno adeguate motivazioni. Dovrà inoltre essere il Parlamento e non Palazzo Chigi da solo a indicare i criteri che il governo deve seguire per stabilire i LEP, che non potrà emanare da solo.
Un altro punto cruciale è quello fiscale. Per la consulta la partecipazione delle regioni al gettito nazionale non può essere stabilita o modificata con un decreto ministeriale, occorre una legge nazionale. Senza questi punti cardine il progetto della legge per ora si ferma, il Parlamento dovrà intervenire con i dovuti correttivi per rimettere in carreggiata il disegno di legge Calderoli, ma la decisione della Corte ha un'altra conseguenza, quella di far saltare probabilmente il referendum abrogativo richiesto da sindacati e partiti di opposizione. L'esame della richiesta di consultazione popolare è in programma per dicembre, ma dopo la decisione della consulta potrebbe essere ormai già superato. La richiesta era stata presentata sul disegno di legge Calderoli originario, quello in cui sono contenuti i 7 commi che la Corte Costituzionale ha di fatto eliminato con un tratto di penna. Ora la legge dovrà essere modificata e quindi di conseguenza la richiesta di referendum potrebbe non avere più alcun valore. Ecco, allora, Morosì, l'urgenza c'è, la politica prende tempo, costruisce una legge che era prevedibilmente, diciamo, non accettata dalla Corte Costituzionale, e allora cosa possiamo dire ai nostri telespettatori che ci seguono? La vogliamo o non la vogliamo questa autonomia? Prego. Ma io, lei sa, sono notoriamente per l'indipendenza del Veneto, che non vuol dire non avere una visione, diciamo, dell'autogoverno del territorio che si confronta con le altre realtà italiane ed europee. Anzi, chi pensa che l'indipendentismo sia una forma di provincialismo sbaglia di grosso. È l'Italia che si dimostra provinciale rispetto alle realtà del mondo che si stanno sviluppando. Quindi tutto l'impalcatura, partiamo da questa considerazione storica, perché è nata la riforma del titolo V nel 2001. È nata perché non tutte le 15 regioni a statuto ordinario ambivano, chiedevano l'autonomia. Ce n'era una sola e ha un nome, Veneto, cui si è associata poi la Lombardia, cui si è aggregata l'Emilia Romagna, cui si è aggiunto il Piemonte, ma la realtà è questa. L'autonomia differenziata è nata e costruita con la modifica del titolo V pensando al Veneto. Quindi altre regioni non avranno mai, non lo hanno mai avuto in passato ed evidentemente non lo hanno oggi e non lo avranno neanche in futuro, un interesse all'autonomia. Perché non ci sono i requisiti. Ma non hanno nessun vantaggio le altre regioni? Non hanno nessun vantaggio, ma anche dal punto di vista della... Ma perché noi abbiamo vantaggio? Perché noi economicamente abbiamo la forza di sostenere la nostra economia. Le altre regioni non sono in grado di sostenere la loro economia. E il fatto è collegato a un altro elemento, professore, è la consistenza e anche l'economia, appunto. Una regione come il Molise, meno di 300.000 abitanti, una regione come la Basilicata, meno di circa 500.000, una regione come l'Abruzzo, sono come una città, meno di una provincia. È chiaro che questi abitanti che noi abbiamo, ai quali vogliamo bene e vogliamo anche pensare ai loro interessi, non avranno mai una motivazione né politica né istituzionale per avere maggiore autonomia. Non hanno le strutture, però sono regioni. Il Veneto è una realtà diversa, attuale, e soprattutto è una realtà storicamente diversa, perché ha che cosa? Ha una forte identità, ha una storica esperienza di autogoverno, ha un millenario esercizio della sovranità e indipendenza. Questa è la nostra storia, è una cosa che nasce dai pori della nostra pelle, che respiriamo tutti i giorni, che poi negli ultimi anni si sia un po' sbiadita, mal gestita, perché abbiamo visto, no? È stata, infatti, io penso che ci siano anche delle gravi responsabilità del Veneto nella gestione di questo affare, oltre che quelle politiche. È stata quando tu hai in mano un consenso personale della maggioranza, del Presidente, vabbè, non vogliamo tirarlo in ballo, però è così, uno che prende quasi il 77% di consensi personali.
ci porta a un referendum di cui lui è il padre putativo, il padre naturale siamo noi di Indipendenza Veneta, questo l'abbiamo, e lo ha riconosciuto anche lui, che un referendum votato, partecipato, senza le schede elettorali perché il Ministero dell'Interno non le ha date, abbiamo dovuto farci in Veneto anche la schedina il certificato elettorale, dal quasi 60% dei cittadini veneti senza poter far votare i veneti all'estero, no? Quelli che sono andati al voto al 98,1% hanno detto sì. Tu hai una forza contrattuale come questa, cioè io penso come avvocato, mi trovo un cliente, no, che è socio, facciamo un esempio che la gente capisce, in una società dove hai il 98,1% delle quote sociali. L'interlocutore, il socio che rompe le scatole, che in questo caso sarebbe Roma, ha l'1,8%, perché questa la politica va tradotta brutalmente in realtà. Io mi incontro con questo qua, faccio un sorriso, dico scusa, quanto tempo vuoi per andare fuori? Quanto costa la tua uscita? Tradotto in termini politici, io non sarei andato là a fare nessuna legge. D'altronde Calderoli stesso, e qua non è che voglio correggere il professor Trabucco, ma Calderoli aveva detto che la legge gli faceva venire i brividi perché non serviva. Illustri costituzionalisti l'hanno spiegato, lo diceva Trabucco sempre prima, bene, io sono d'accordo, non serviva perché l'articolo 116 terzo comma sull'autonomia differenziata ha la stessa procedura, e magari poi l'illustre amico costituzionalista ce la spiega, dell'articolo 8 della Costituzione che regola le intese tra lo Stato e le confessioni religiose, che per prassi il Parlamento, quando gli veniva portata quella intesa tra Stato e confessioni religiose, non modificava neanche il testo nel suo contenuto sostanziale, faceva solo modifiche formali, è quasi come un prendere o lasciare. Il Parlamento è sovrano, poteva, una volta che arriva la legge sull'intesa anche religiosa o quella sull'autonomia, avrebbe potuto bocciarla, cioè non va bene, avete sbagliato tutto, ci mancherebbe, e su questo sono d'accordo. Ma oggi abbiamo, per effetto di questa vergognosa, pessima, illeggibile, creativa, orientata politicamente sentenza della Corte Costituzionale, abbiamo paralizzato il governo, al quale è stato tolto perfino, facciamo degli esempi, uno dei 7 punti, il governo non può neanche fare i decreti di presidenza del Consiglio dei Ministri per l'aggiornamento dei LEP, perché i LEP adesso deve fare il Parlamento. Sono da 20 anni che esistono i LEP, non li ha mai fatti, non li farà per i prossimi 20 anni, quindi abbiamo seppellito il tema. Ma poi c'è di peggio, professore. I LEP, per esempio, abbiamo già un'esperienza con i LEA. I LEP sono i livelli essenziali delle prestazioni, i LEA sono i livelli essenziali dell'assistenza per la sanità. I LEA per la sanità esistono da oltre 20 anni. Allora, siccome esistono i LEA per la sanità, i LEA quello di livelli essenziali di assistenza, garantire i diritti civili e sociali per tutti i cittadini in tutta Italia in modo tale che non vi siano sanità differenziate. Chiedo, e il mio è un sarcasmo, ma la sanità allora in 20 anni dei LEA dovrebbe essere uguale, non dovrebbe esserci il turismo sanitario dalla Calabria al Veneto e viceversa. Allora, professore, lei che è una persona seria, dica una cosa che la gente capisca. Quanto tempo ancora, usque tandem direbbe il storico, dobbiamo attendere per essere presi in giro, svillaneggiati, derubati di democrazia e di libertà, perché nessuno di noi fa la forzatura. Io stesso, che ho sempre propinato l'indipendenza attraverso l'autodeterminazione, che non è in contrasto con la Costituzione, perché è anticostituzionale, non anti. Tornando al tema, qui siamo fregati tutti. Certo. Anche il Parlamento, il quale Parlamento sembra messo al centro dalla Corte Costituzionale, ed ho finito. In realtà il Parlamento con questa sentenza è ammonito e dice: spetta al Parlamento nell'esercizio della sua discrezionalità colmare i voti. La Corte però resta competente a vagliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione. Come dire, attenzione, i sacerdoti della verità siamo noi, scrivete qualsiasi cazzata, la sovranità, scusate l'espressione poco tecnica, però la gente mi capisce, tanto io poi, come vi ho bocciato questa, vi boccerò anche quelle. Non abbiamo un futuro di libertà, questa Corte è pericolosamente orientata e sarà difficile superare questo scoglio così come l'hanno impostato, non ne verremo fuori, ecco perché l'autogoverno dobbiamo riprendercelo.
Siamo stati, e io sono veramente sofferente come vede, però non stupido e neanche incompetente, perché la materia la conosco e la voglio studiare sempre. Io sono veramente avvilito e sofferente, professore, e le dico questa battuta finale, pensando a quei 2.300.000 veneti, il 98,1% che hanno detto sì il 22 ottobre 2017. È proprio un furto di legalità. Come diceva una volta il buon Pannella, siamo in uno stato di vergognoso decadimento democratico e verso un centralismo spietato. Questa si chiama centralismo, perché questa è una sentenza, ed ho finito, creativa, che indica cose che nel testo della Costituzione non ci sono e che in buona fede e seriamente una Corte avrebbe dovuto astenersi dall'indicare. Quindi mi viene da concludere che questa legge ostacolerà l'autonomia Questa delle sentenza regioni. è anche la legge? Certo. No, la sentenza è la legge, perché dovranno togliere la legge. Se possiamo appellarci direttamente dalla Costituzione, il Parlamento può dare l'autonomia al Veneto, mi pare, no? C'è l'altra strada più breve, giusto? O interpreto male? No, ecco, allora vuol dire che fin tanto che c'è questa legge e sarà interpretabile positivamente e non negativamente da tutti, e vediamo, sarà l'ostacolo per cui l'autonomia il Veneto non l'avrà mai. Posso dire una cosa storica, Presidente, non per rubare spazio, ma io quando penso alla Corte Costituzionale, che ha avuto come grande presidente tra i tanti Livio Paladin, che è stato professore qui all'Università di Padova e mio illuminato professore, un grande, ha avuto come suo secondo presidente dopo De Nicola dal 57 al 61 Gaetano Azzariti, che era stato prima durante il fascismo presidente del Tribunale per la razza. E dico tutto, quindi se quello che doveva garantire tra i primi i diritti della neonata Carta Costituzionale che affermava solennemente l'eguaglianza, era stato presidente per i diritti della razza, cosa vuole? Le premesse erano queste e se arriviamo oggi a queste conclusioni è anche per queste ragioni tristi che io e nessuno deve dimenticare. Certo, ma noi ci battiamo ancora per l'autonomia. Professore Trabucco, a lei una conclusione, se è praticabile un'altra strada per suggerire intanto ai cittadini che non è solo questa la strada, ma ormai è stata bloccata e quindi si dovrà tornare in Parlamento, costruire un'altra legge, modificarla in maniera tale che poi sarà approvata forse dalla Corte Costituzionale e tutto il resto. Vuol dire che io spero di vivere abbastanza a lungo per poter vedere l'autonomia del Veneto, quindi sono un pessimista. Grazie. Deve essere un Matusalemme per arrivarci come me. No, assolutamente, ma vedi direttore, due riflessioni anche alla luce dei suoi spunti. Il primo, che soluzione ci potrebbe essere? Il Veneto una soluzione nel febbraio del 2018 l'aveva tentata, quando ricordo agli amici che ci stanno seguendo erano state firmate le cosiddette preintese. Cioè le tre regioni coinvolte dal percorso autonomistico, quindi Regione del Veneto, Regione Lombardia e Regione Emilia-Romagna, queste tre regioni a statuto ordinario, sia pure con modalità differenti e con richieste differenti, avevano siglato direttamente con il governo Gentiloni all'epoca. Poi possiamo discutere, il governo era dimissionario, se poteva farlo in periodo di ordinaria amministrazione, ma insomma questi sono dettagli. E il Veneto l'aveva fatto direttamente, aveva raccolto dei testi insomma sufficientemente buoni, aveva raggiunto già una preintesa con lo Stato. Poi su alcuni punti si poteva discutere, perché anche il Veneto chiedeva competenze che aveva già sotto un altro titolo competenziale, sembrava il gioco delle tre carte. Quindi l'idea di poter attuare il regionalismo differenziato indipendentemente, a prescindere dalla legge di attuazione, c'è sempre stato questo. La legge di attuazione, capisco il problema politico, ha semplicemente rallentato, reso più difficile, politicizzato ulteriormente il dibattito e la questione. Quindi una prima soluzione poteva essere e potrebbe essere ancora oggi quella di una attuazione immediata del 116, che come dice una parte della dottrina pone problemi non di attuazione ma di interpretazione, quindi collocare
in maniera corretta i momenti previsti dall'iter volto a ottenere maggiore autonomia, cioè quando deve intervenire la regione, quando deve intervenire il governo, quando deve intervenire il Parlamento. Quindi un problema di interpretazione, non di attuazione. L'altra strada, io credo che è vero che c'è stato un referendum consultivo i giorni 21 e 22 ottobre del 2017, tra l'altro non casuali, perché nell'ottobre del 1866 vi fu un famoso plebiscito di annessione della cosiddetta, non del Veneto, ma della provincia veneta al Regno d'Italia. Ma al di là di questo, quindi al di là anche del valore simbolico, io mi chiedo se davvero ai veneti era stata promessa l'autonomia, ma torna il problema che ponevo prima. Il mezzo, cioè l'articolo 116, che è stato approvato nel 2001 da una maggioranza parlamentare di centrosinistra, si sarebbe andati al voto di lì a poco. Qualche mese prima Bossi era andato in laguna a Venezia versando l'acqua del Po, la famosa dichiarazione di indipendenza della Padania del 1997. Contestualizziamola quella riforma del titolo quinto. Allora è ovvio che se tu dici ai veneti volete l'autonomia, volete decidere a casa vostra, chi è contrario all'autonomia? Io penso che nessuna persona dotata di buon uso di ragione sia contraria all'autonomia. Il problema è che la norma promette quello che non può realizzare, perché fin dal 2001, già prima della riforma del titolo quinto, su quelle 23 materie, le famose materie, c'era già l'ipoteca della Corte Costituzionale ed era inevitabile che quelle materie dopo il 2001, dopo la riforma del titolo quinto, sarebbero state riscritte. Quindi il mezzo non era indicativo imperfetto fin dal 2001 idoneo. Fu un contentino che venne dato agli elettori con un centrosinistra ormai delegittimato, di lì a poco avrebbe vinto il governo Berlusconi nel 2001. Non dimentichiamoci il dato storico. La seconda soluzione immediata, io sono da sempre per lo Stato federale. Il modello regionale, il modello delineato dalla Costituzione del 48 è stato un modello di compromesso. Le regioni sono nate per dare posti di governo alle forze di centrosinistra. È stato un modo per garantire, attraverso l'articolazione regionale, una collocazione della classe dirigente del centrosinistra. Tra l'altro le regioni ordinarie, che sono 15, sono partite negli anni 70, sono partite tardi a differenza delle regioni speciali, erano pensate come enti di legislazione, di programmazione. Oggi le regioni sono diventate carrozzoni, sono diventati enti totalmente burocratizzati. Io sono per lo Stato federale e la vera proposta che aveva dovuto fare il Veneto era quella di un referendum consultivo, se si voleva il Veneto, ma addirittura tutta la Repubblica trasformata in senso federale, perché il modello regionale fu un compromesso in Assemblea Costituente tra il modello centralista francese e il modello federale americano. Si scelse, sulla base dell'esperienza costituzionale spagnola, ma malamente, il modello regionale. Ma noi abbiamo bisogno, davvero, per valorizzare quella forte capacità identitaria dei veneti, l'angulus venetorum, lo chiamava Tito Livia, no? Quindi per valorizzare queste identità, il modello federale, la regione domani mattina può presentare un disegno di legge di revisione costituzionale. C'è un problema politico? Certo che c'è un problema politico, ma c'è un problema politico anche sull'attuazione del 116, per trasformare questa Repubblica in senso federale e quindi attribuire quasi la generalità delle politiche pubbliche, non delle materie, al singolo Stato membro, e gli enumerated powers, come vengono chiamati, i poteri enumerati, come avviene sul modello della Costituzione americana del 1797, allo Stato centrale. Questa sarebbe la vera grande rivoluzione che corregge quella prospettiva unitaria e centralistica voluta da Cavour a partire dagli anni che hanno preceduto l'unificazione nazionale, che poi è arrivata fino ai nostri giorni. Abbiamo scelto un modello di compromesso. In Italia si fanno sempre le cose a metà, non c'è mai il coraggio e la volontà di pensare in grande. Certo che c'è un problema politico, te lo ostacolano, ma tu sei forte del tuo elettorato, sei forte della storia di un popolo, sei forte della sua cultura, della sua identità, della sua autosufficienza economica, la via federale. Questo era ed è tuttora, secondo me, scusa Daniele, ma non se è hanno, il 116, non è il 116. Ma se hanno bocciato l'autonomia differenziata, che era acqua di rose,
Tu pensi che arriveremo a uno Stato federale? Però io vorrei ricordare, proprio per rilanciare scusami Alessio, assolutamente concorde con te sul fatto che ci saranno degli ostacoli insormontabili, ma la vera soluzione per dare respiro al nostro popolo, per far risvegliare quel Heimat della nostra terra, l'unica via non è il regionalismo differenziato, che non porterà da nessuna parte, se non a frammenti di competenze, ma è la visione federale, è invertire i rapporti. Daniele, in sintonia con questa tua visione, che è anche la mia, ti ricordo e ricordiamo ai telespettatori che nel 2014 furono approvate 2 leggi, una per il referendum per l'autonomia che aveva 5 quesiti, quello approvato era il meno importante, e uno per il referendum sull'indipendenza. Io sono andato in Corte Costituzionale il 28 aprile a difendere questo progetto, che è la legge sull'indipendenza. Hai citato De Gasperi all'ONU. No, a Parigi, no all'ONU. A Parigi, che tutto è contro di me tranne la vostra... a Parigi, esatto. In occasione del Trattato di Pace. Bravissimo. Sì, ho iniziato così perché mi sembrava di essere un cane in chiesa, perché parlare di indipendenza in Corte Costituzionale era questo. Però io vorrei ricordare, perché la vivemmo all'epoca con il professor Bertolissi e con il compianto avvocato Cacciavillani, che se passò il referendum minimo sull'autonomia è solo perché la Corte si è trovata sul tavolo una richiesta di referendum per l'indipendenza. Cioè, se tu vai a trattare da perdente sarai sconfitto, e il motivo del Veneto è questo. Qui, come dicevo all'inizio del mio intervento stasera, quando si doveva dire quanto tempo avete, detto io i tempi, non voi, perché ho un referendum alle spalle che mi dà il 98,1% di sì. Ho un testo della Costituzione che dice che posso andare all'intesa direttamente, quindi io credo che l'autonomia ce la possiamo archiviare, ma il Veneto, perché qua è il volano del cambiamento, i lombardi non gli interessa il resto dell'Italia, l'Emilia Romagna l'ha addirittura rinnegata dopo aver fatto la preintesa quadro, e ripartire, e per questo io sono in corsa anche per le prossime regionali dell'anno prossimo, con degli uomini del mondo della cultura e dell'impresa del Veneto che vogliono il cambiamento vero e non farsi più fregare, per partire, per fare una richiesta alta, democratica e pacifica, ma alta, che è quella che diceva Trabucco, di una proposta confederale, ma per confederare bisogna avere soggetti indipendenti. Il fedus, il patto, secondo l'espressione latina, è quello che unisce, che aggrega, che vede l'intesa tra persone libere e indipendenti. E quindi riproporremo un referendum per l'indipendenza. Solo se chiedi 100 puoi ottenere 50, se chiedi 10 ti trovi 0 con le pive come abbiamo avuto adesso. E ci vogliono soggetti qualificati. Io mi auguro che il professor Trabucco sia nella partita prossimamente, come esperto, come costituzionalista, per portare avanti una proposta seria, radicale. Non dobbiamo aver paura di parlare di autogoverno, di autodeterminazione. Lo ricordavo prima nella pausa al professor Casi. Il 6 ottobre 1995 il compianto Papa Giovanni Paolo II all'Assemblea delle Nazioni Unite parlò delle nazioni senza Stato, dei popoli che hanno diritto a difendere la loro identità. Chi c'è meglio nella storia e nell'esperienza del popolo veneto che può rivendicare cotanta bagaglio di valori identitari, che vuol dire responsabilità, non vuol dire io sono meglio degli altri perché ho identità, ma abbiamo identità storica, linguistica, di valori, di responsabilità, ed è questo che dobbiamo tirar fuori. Ma siamo omologati verso il basso, l'eguaglianza nella disperazione è quello che ci vogliono portare, punto di domanda, io non ci sto. Bene, allora ricordiamo che questo non è perché qualcuno dice ma vogliono rompere l'Italia, non è affatto vero, non è questo lo scopo dell'autonomia, è la gestione migliore del territorio, e perché questa andrà a vantaggio non solo del Veneto ma andrà a vantaggio anche di tutto il resto d'Italia, ma a volte a portare degli esempi, una regione esemplare come è stato sempre il Veneto nei confronti di altre regioni, aiuta le altre regioni a muoversi in maniera diversa. Lo vediamo nella sanità, lo vediamo nel diritto, lo vediamo nel comportamento delle persone. Allora l'autonomia è fondamentale. Poi è chiaro che una volta che noi
avremo l'autonomia, vedremo come sapremo gestirla, perché naturalmente anche questo hai voluto la bicicletta, dovremo pedalare e pedaleremo. Ricordiamo che la Germania è una federazione e che gli Stati Uniti sono una federazione e sono delle potenze a livello mondiale, e quindi non aver paura di questa autonomia, ma soprattutto i cittadini devono stare sul pezzo, cioè insistere sulla volontà di avere questa autonomia, che è la partenza per il decollo del Veneto a livello mondiale, perché sennò saremo sottomessi alla Cina, saremo sottomessi all'India, saremo sottomessi agli Stati Uniti. Invece noi dobbiamo essere i primi, perché l'Italia deve avere una figura fondamentale nella Costituzione dell'Europa. Noi siamo fondamentali in questo senso, lo è anche la Lombardia, lo sono anche le altre regioni, ma chiaramente se uno tira anche gli altri poi vanno più veloci. In questo senso torneremo sull'argomento, perché repetita iuvant, e questo giova naturalmente ai nostri telespettatori, ma soprattutto ai veneti. Grazie del vostro intervento. Grazie a lei. Grazie, attenderemo ovviamente le motivazioni della sentenza, così avremo un quadro più chiaro del perché appunto questa legge è stata sostanzialmente affossata. Ringrazio l'avvocato Alessio Morosin per essere stato qua con noi, ricordiamo esponente e fondatore di Indipendenza Veneta. Ringrazio il professor Daniele Trabucco in collegamento. Grazie professore, grazie a voi. Costituzionalista. Ci ritroveremo più avanti sicuramente per affrontare ancora questo argomento. Per voi telespettatori invece adesso andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo con la nostra rubrica del Memento, che oggi si occupa nuovamente di sanità nell'ambito dello sciopero generale, però che si è tenuto appunto quest'oggi in tutta Italia, un segnale forte di protesta contro la manovra economica del governo, ma ne parliamo tra poco.